Presidente, come sta andando questa offerta di transazione ai vostri soci? Non le do dei numeri, perché tanto è troppo presto e poi non avrebbero significato. Qualitativamente sì, le posso dare un'indicazione, c'è molto interesse a questa offerta e mi sembra che la risposta sia positiva. Le associazioni dei consumatori avete avuto modo di incontrarle? Avete programmato degli incontri? Le stiamo incontrando e abbiamo programmato diversi incontri. Io credo che le associazioni dei consumatori sono molto importanti, rappresentano i nostri clienti, rappresentano le persone di cui vogliamo riacquistare la fiducia, quindi c'è un dialogo aperto con loro. 15% hanno detto è troppo poco. Io però vorrei ricordare che questa è una liberalità da parte del Fondo Atlante. Noi abbiamo convinto a mettere questi soldi. Il Fondo Atlante non è responsabile di quello che è successo. Il Fondo Atlante ha messo 3 miliardi e mezzo in questa avventura, se posso usare questo termine. Quindi io credo che meriterebbe riconoscimento. Lasciamo stare il termine gratitudine che forse è eccessivo, insomma. E d'altra parte sì, a tutti farebbe piacere avere un rimborso totale, ma mi sembra che questo sia veramente un impegno importante. Ecco, in questa fase sono state fatte anche delle cifre che riguardano il pacchetto complessivo e quindi sì, anche la proposta della banca privatamente ai soci. Esatto, tanto per cominciare ricordiamo che c'è un'offerta commerciale, che è un'offerta commerciale importante, un'offerta commerciale che naturalmente non è obbligatorio, il cliente non è che deve accettarla. Noi la offriamo perché speriamo che rimanga il nostro cliente ovviamente e questa offerta è stata fatta una valutazione che naturalmente è una valutazione soprattutto per la fascia degli azionisti un po' più piccoli ma anche più significativa e dipende naturalmente dalle condizioni di mercato e dipende naturalmente poi dall'utilizzo che uno fa di questa offerta, ma per un numero di casi particolarmente significativo, questo può significare, sempre appunto in base alle condizioni attuali, anche un raddoppio di quel 15%. Le sanzioni di Consob ai precedenti amministratori vi preoccupano? Beh, ci preoccupano perché poi la banca comunque ne risponde in maniera solidale, quindi sotto questo aspetto sì. Personalmente io sono poco interessato a guardare il passato se non per quella che è l'azione di responsabilità che noi abbiamo avviato nei riguardi dei vertici della banca, passati vertici della banca, mentre invece sono molto focalizzato sul futuro perché è lì dove noi dobbiamo vincere la sfida. Un aspetto importante riguarda chi ha perso praticamente tutto in queste operazioni, sono magari i clienti che hanno piccole somme ma che erano determinanti per il loro futuro. Deve partire un piano di 60 milioni, con che tempi, con che regole? Noi abbiamo allocato idealmente 30 milioni di questi soldi che abbiamo avuto dal Fondo Atlante proprio per venire incontro ai problemi, a quei soci che versano in condizioni disagiate. Io mi auguro poi che possa essere in qualche maniera, magari con la vendita di qualche bene anche alimentata e stiamo lavorando a stabilire una procedura con la quale valuteremo caso per caso appunto questi casi difficili. Per quanto riguarda la platea invece delle società, c'è qualche possibilità che venga ampliata? Ma guardi, non lo so, è chiaro che noi dovevamo stabilire un perimetro. Io credo però che nei riguardi delle società sia molto importante il ruolo che la banca può avere, cioè se queste banche scompaiono dal mercato, questo credo sia un danno spaventoso per le società, mentre invece se ricreiamo una banca in grado di creare valore, questo diventa un motore economico per l'economia del territorio e allora questo va a beneficio di tutte le società.